Emozione lunga 15 giorni, 3 dei quali col fiato sospeso per le condizioni meteo che hanno condizionato lo svolgimento delle gare. Poi il sole a illuminare il bianco incandescente della neve, tirato a lucido da 250 uomini invisibili che hanno lavorato ogni notte per garantire la preparazione delle piste, l'impegno di oltre 300 volontari delle forze dell'ordine e della protezione civile. Cortina 2021 va in archivio e per ora sono solo soddisfazioni. Io penso di poter dire, guardando l'entusiasmo delle persone, la visibilità che ha avuto Cortina, il nostro territorio, soprattutto questo spirito che appunto è stato ben raccontato anche e romanzato, no, di questo effetto palla di neve che avevamo nel cuore dal giorno 1, io penso di poter dire che siamo riusciti a ottenerlo. Dal punto di vista organizzativo sono state numerose le sfide da affrontare, a partire dall'evento stesso, il primo in pandemia. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo programmato molto, ma poi alla fine gli eventi e il calore si fa con la spinta finale e c'è stata tutta. È un momento in cui ci si concede un po' di sano orgoglio anche per la capacità di modificare l'organizzazione di volta in volta. È sempre stato necessario avere un piano B e un piano C e spingere sulla comunicazione per trovare il modo di far vivere i mondiali a più persone possibili. Questo evento non si esaurisce in 2 settimane. Io voglio immaginarmi che questo sia un modello che tenga nel tempo per i prossimi eventi, grandi o piccoli che siano. È stata un'altalena di emozioni, questo percorso molto, molto importante, molto viva per tanti di noi. Soddisfazione, orgoglio e gratitudine viene espressa in queste ore dal sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina. Oggi c'è la gioia, scrive il primo cittadino, da domani torneremo a lavorare per le tante necessità ordinarie, straordinarie e urgenti della nostra Cortina e con l'obiettivo olimpico da raggiungere nel 2026.